Si svolgeranno domenica 3 aprile a Vito d'Asio le celebrazioni per la festa della patria del Friuli. L'iniziativa è stata presentata oggi a Udine. Ne abbiamo parlato con Eros Cisilino, presidente dell'Arlef. Presidente Cisilino, avrebbe da dire Marilenghe finalmente torniamo a guardarci negli occhi e a festeggiare in presenza la festa della patria del Friuli. Sì, finalmente torniamo a festeggiare insieme, finalmente ripartiamo con i festeggiamenti in presenza che sono particolarmente importanti in questo periodo in cui bisogna recuperare la socialità che è fatta di piccoli gesti ma molto importante, una stretta di mano, guardarsi negli occhi, parlare di progettualità condivise in presenza. Non si riesce a fare tutto con i social network e con le videoconferenze. Noi abbiamo cercato di dare tutto quello che potevamo per questo periodo di pandemia, ma finalmente possiamo tornare alla nostra attività normale che ci porterà sicuramente grandi benefici e porterà benefici anche al comune ospitante che è quello di Vito d'Asio, un comune simbolo che è un comune alla fascia montana particolarmente esteso e che racchiude tante identità, un po' come il Friuli, racchiude queste identità sotto un unico cappello che è quello dell'identità friulana della patria del Friuli.